Cosa è No, successo? non voglio sentire niente, ho deciso. Cosa stai facendo? Basta, non ne posso più, pensi solo a te stesso. Amore, aspetta. No, Cosa no, stai... me ne torno da mia madre. Ma che ti Me prendi? ne torno da mia madre. Amore, aspetta. Amore, aspetta, parliamone. Ciao, benvenuti! Oggi un'idea fresca e sana, ottima come antipasto o come piatto principale per una cena light. Ingredienti per le mazzancolle dolce e amaro: 10 mazzancolle, un pompelmo, un cuore di sedano, un bicchiere di brachetto, 2 cucchiaini di cumino, olio quanto basta, sale quanto basta, 3 rametti di cerfoglio. Iniziamo pelando il pompelmo con l'aiuto di un coltello affilato a lama lunga e ricaviamo in questo modo gli spicchi pelati. Mettiamoli in un contenitore, copriamoli di brachetto e lasciamoli marinare per un paio d'ore. Ora schiacciamo le coste del cuore del sedano e quindi tagliamolo tutto a julienne. Togliamo i rametti più duri del cerfoglio e tritiamolo molto finemente. Uniamolo al sedano e condiamo con sale e olio. La base del nostro piatto è pronta. È il momento di sgusciare le mazzancolle e rimuovere il filettino interno. Per fare questa operazione potete procedere in 2 modi, o estraendolo tirando, oppure incidendo leggermente la carne con la punta di un coltellino per facilitarne la completa rimozione. Per la cottura a vapore, mettere a bollire in una pentola alta circa 2 cm di acqua e aggiungervi 2 cucchiaini di cumino nero. Non appena l'acqua bolle, inserire l'accessorio per la cottura a vapore e versarvi all'interno le mazzancolle. Coprire possibilmente con un coperchio a valvola e far cuocere per 4 minuti. A cottura ultimata, rimuovere i crostacei con tutto il cestello e versarvi sopra del ghiaccio per bloccarne la cottura ed evitare che induriscano. Tutto è pronto per comporre il nostro piatto. Disponiamo un bel letto di sedano al cerfoglio, contorniamolo di pompelmo al brachetto e diamo risalto alle nostre mazzancolle. Possiamo lucidare con un filo di olio extravergine di oliva. Dolce, amaro, leggero e colorato. Vi rimane solo di provarlo. Regolate a vostro gusto il dolce amaro scegliendo un pompelmo rosa o giallo e lasciatelo marinare per più tempo nel brachetto se lo desiderate più dolce. Vi suggerisco di abbinare questa prelibatezza con un Valdobbiadene Prosecco Superiore di OCG, Brut e millesimato Ius Nature. Massimo, se n'è andata. Che posso fare? Stavolta ho paura di averla persa per sempre.